E abbiamo detto, io per la prima volta insieme alla mia giunta, al mio assessore Michele Zuini, abbiamo fatto i conti e le pulci al bilancio come avevamo detto, e nel bilancio consolidato, comune e partecipate, abbiamo trovato che ci sono debiti, chiamateli come volete, per 800 milioni di euro. E qualcuno mi ha risposto l'altro giorno che sono debiti fatti per la modernizzazione della città. La domanda è: dov'è sta modernizzazione? Per me sono debiti, punto. E qualcuno mi consigliava: sindaco, ma che ti frega? Fai un altro buco, fai un altro debito, butta il pallino avanti, ci penserà qualcun altro. E io ho detto no, questa volta no. Per quei bambini, per quei ragazzi che oggi non vanno a votare ma che domani si troveranno i risultati di quello che noi abbiamo fatto. Siamo degli scellerati se continuiamo a far debito, siamo degli scellerati se non diciamo la verità e siamo degli scellerati se non cominciamo ad amministrare quei soldi che abbiamo. Intervista a Fiume a Luigi Brugnaro, l'uomo forte del Veneto, ad un anno dalla rivoluzione fucsia che lo ha portato al timone di Venezia e nel futuro, chissà, a guidare l'area metropolitana che includerà altre province. Molte cose sono cambiate in un anno, soprattutto l'atteggiamento degli amministratori che non possono accettare di fare ulteriori debiti. Nel lungo faccia a faccia con il nostro direttore Luigi Bacialli, molti i temi affrontati, con al centro sempre Venezia, che della nostra regione è il motore. Il porto, una chiave di sviluppo futuro, pensando ad una grande alleanza di tutto il nord Adriatico. Noi abbiamo immaginato, anzi Costa ha immaginato, non io, Costa non oggi, ancora anni fa, un porto offshore fuori dalle bocche di porto per poter intercettare, perché c'è la profondità, queste grandi navi. E ancora tanta politica con i rapporti con gli altri sindaci e soprattutto la presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Ho appoggiato di piazza, l'ho appoggiato convintamente, lo conosco da tanti anni. Devo dire che conosco anche il sindaco Cosolini, conoscevo anche il sindaco Cosolini, purtroppo non era lui il nostro problema, ma era una signora che si chiamava Serracchiani, che per troppo tempo ha pensato che fosse cosa sua l'Alto Adriatico. Allora questa, da presidente del Friuli, pensa di comandare su tutto.